Euroregione.news. Sesto Festival del Coraggio, cultura a Cervignano. Il prof Enrico Galliano il 4 ottobre ad Aquileia aprirà in anteprima il Festival del Coraggio 2023, per entrare poi nel vivo a Cervignano del Friuli, come ci racconta Mauro Daltin, direttore artistico del festival. La sesta edizione del Festival del Coraggio si terrà dall'11 al 15 ottobre con delle anteprime prima ad Aquileia e a Strassoldo. Ormai siamo alla sesta edizione, quindi inizia ad avere una storia alle spalle di ospiti, di incontri, di mostre, di laboratori per bambini. Quest'anno iniziamo con un'inaugurazione il venerdì alle 18 in Teatro Pasolini particolare, perché è un focus su Scampia, uno dei luoghi più fragili e più complessi d'Italia, e con la preside Coraggio Rosalba Rotondo e il prete anticamorra Don Manganiello. Sarà un incontro speciale sulla falsariga delle precedenti inaugurazioni, che ci aprirà un mondo e ci racconterà anche come la scuola può essere la chiave di lettura per provare a cambiare le cose. La scuola è un filo conduttore, ci sarà Eraldo Affinati, che è un autore che ha impegnato nell'educazione nella scuola, ci sarà Vito Mancuso, il teologo, che ci racconterà che cosa significa essere coraggiosi ai nostri tempi. Apriremo il giovedì sera con uno spettacolo teatrale dedicato ad Andrea Pazienza e chiuderemo con un concerto dedicato a Gaber, due grandi artisti che hanno saputo interpretare attraverso la loro arte un po' che cosa vuol dire essere coraggiosi in questo mondo. E poi tantissimi altri appuntamenti delle associazioni, tantissimi appuntamenti per i bambini. Saranno 5 giorni di grande intensità come ogni edizione, quindi vi aspettiamo a Cervignano dall'11 al 15 ottobre. Buongiorno a tutti, siamo arrivati alla sesta edizione del Festival del Coraggio che proprio in questo periodo storico, socio-economico, bisogna averne veramente tanto, non soltanto per quello che vediamo ogni giorno ai telegiornali, ma proprio anche affrontare la vita stessa, perché abbiamo famiglie, abbiamo difficoltà, quindi coraggio è proprio la parola che più calza in questo periodo. Addentrandoci in quella che è la sesta edizione, per me, essendo anche assessore all'istruzione oltre alla cultura, è un orgoglio incredibile sapere che quest'anno come non mai hanno coinvolto le scuole, i giovani anche attivamente, e questa sera vi anticipo che ci sarà una bellissima rappresentazione teatrale che aprirà a Cervignano il festival. E poi verranno toccati vari argomenti, anche novità particolari come modi di fare la letteratura diversa che magari ancora non hanno preso gran piede, ma che verranno adesso spiegate meglio da quella che è la direzione artistica. E da ultimo spero ovviamente di vedere tantissime persone che vengono a Cervignano a poter usufruire e godere di questo meraviglioso festival. Ma noi siamo esseri sociali, per essere tali dobbiamo vivere in comunità e le nostre comunità devono riprendere la capacità di ritrovarsi e di riflettere, quindi non soltanto nelle occasioni di festa, paesani eccetera, ma anche su temi e valori fondamentali come la legalità, il rispetto del prossimo, il coraggio, benissimo, di portare avanti queste convinzioni che per molti di noi sono un patrimonio comune che applichiamo tutti i giorni, ma sappiate non è più così scontato. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.